Che dice? Buono, che facciamo? No, quello che vuole lei, non lo so. Vogliamo cominciare? Ha qualcosa da dirci, da raccontarci? Ci voglio raccontare una cosa, signora Rosa, una cosa in 4 puntate. No, scusi, in 4 puntate me la vuole raccontare? Ma tutta stasera? Tutta stasera. A 4 puntate in un'unica puntata? In 4 puntate. 4 puntate, beh, cominci, prego. 4 puntate, 4. Prima puntata. Prima puntata, attenzione. Io sogno nella macchina che sto guidando, Sì. con mia moglie fuori ad ognuno, assettata vicino a me. Va bene. Vogliamo ricordare, visto che le nostre ospiti arrivano, una da Reggio Emilia e l'altra da Roma, chi è sua moglie, come si chiama? Crocifissa. Di nome. Crocifissa. E di cognome? Martoriata. Martoriati. Martoriata. E lei nell'intimità come la chiama? Dipende da come mi sento. Cioè? O la chiamo croci o la chiamo fissa. Benissimo. Dipende. E sempre Dipende. a 2 belle donne più Desiree, quindi a 3 belle donne. Vuol dire per favore esattamente com'è sua moglie? Cioè quanto è alta? Quanto è bassa? Non è alto. Quanto è bassa? 1,40 m. Va bene, quindi 140 Però centimetri. 1,40 m, mi Certo. crede. E quanto è larga? 140. Bene. E quanto pesa? 140. Quindi è perfetta. Rapporto peso-potenza 1-1-1. Benissimo. Precisa. E per chiudere, la vuole descrivere dal punto di vista fisico? visto- Indescrivibile. Perché? A che mi descrivere, Vabbè, signora comunque, Rosa? insomma, lei Suo era con sua fratello, moglie? mio cognato, sa come si chiama? No. Lo sapi? No, io lo so, lo dica e io... Cateno flagellato. Va bene. Quindi La crocifissa famiglia- martoriata e cateno flagellato. La famiglia consumata. Mi dica. Dunque, Sì. ci racconto questa storia in 4 puntate. 4 puntate. Prima Scusate puntata. la voce che sogno un poco, che mi addomestica la finestra aperta. Lei capisce perché? Sì, lo so perché. Per fare arieggiare la stanzia letto. Perché sua moglie, Perché insomma, mia moglie di purtroppo notte, insomma, sgancia, come dice lui. bombe troniche. Bombe troniche. Pesanti. Lei non sa, Domenica ne ha sganciata una che al bulavo lenzuolo e restava appenuto da lampadina. Addirittura. Quindi è Ho dovuto necessario... prendere la scala per scendere da su. È necessario anche in inverno Ha capito. o in primavera dormire con le porte aperte, Con con le le porte finestre aperte. aperte. Va bene, va bene. Va bene. Signora Rosa, Sì, prima puntata. prima puntata. Sì. Io sto guidando Sì. e mia moglie è settata vicino a mia. Che mi ha detto di quando ci fece fare i funda della macchina nuovi. Sì? Perché prima erano fracite, io pigliavo apposta le scaffe e da tom e cascavo in terra con tutto il sedile. E i scindili. Vabbè. Mentre sto guidando, comincia. Stai attenta che c'è un stop. Fermati che c'è un stop. Sì. Non c'è nulla, che sto aspettando, parti. Scaccia buona sta frizione che la macchina ratta. Non passare col russo. Fermati. Ora parte, passa che c'è un giallo, non c'è un verde. Cangia la marcia, taglia lo specchietto, suona A sua moglie. ci desse una scoppola, ci disse scusa, Sì. frena a mano, guidi tu o guido io? Bravo. Io capivo un rimprovero, mi disse guidi tu. Va bene. Perfetto. Bravo. Seconda puntata, Seconda puntata, va bene. siamo a casa, Ida sta cucinando. Sì. Siccome non sa cucinare, e allora io, Croci, te ne cura, la pasta gliela devi buttare quando l'uglio sta spaccando. Giusto. Quando bolle con le bolle grosse. Sì. Croci, Sì. non ti scordare un sale, perché o la fai liscia o la fai salata. Croci, vedi che la pasta mi piace al dente. Sì. A sassa fa la cocere che il pomodoro a mia non mi piace. Sì. Non ti scordare un basilico, chi sta... Lei a lei, la mia. signora a lei. Mi disse, cucini tu o cucino io? Giusto. No, ci disse. Sì. Cucini tu. Sì. E questa è la seconda puntata. Perfetto. Quarta puntata. No, scusi, e la terza puntata? Ah, conta lei o la conto io? La cosa. Vabbè, la racconti lei, la racconti lei. Ha capito? Ho capito. Però questo lo abbiamo fatto per dire alle persone, facetevi i fatti cerri vostri, insomma. Ma ci no? sono un sacco di persone Che si con pochi intrufolano, capelli, no? signor La Rosa. Persone con pochi capelli? Il giovane ha pochi capelli, quell'altro c'ha pochi capelli. Ma perché questa questo cosa- signore elegante c'ha pochi capelli, questo è un questo giovane professore, c'ha sì. pochi capelli. Come mai lei è rimasto colpito da Beate queste voi, persone? fortunati. Perché? Tutta virilità chi dai. Sì? Cioè lei sostiene che chi ha, chi ha pochi capelli è virile? Chi ha pochi capelli è virile. Quella è sua moglie? È una sua amica. Ah, di lavoro, siccome ero un camano così No, ora no. ora che mi teneva... Per carità.
No, perché pare che, magari tu hai mica capito, pare che sia il testosterone. Non lo so. Che picchia in testa, come un motore quando picchia in testa, il testosterone e cascano i capiti. Un uomo meno capelli ha, più virile è. Per gli adito quando capiti ha. Ma scusi, ma ora perché, come dico sempre, gira, vota e furria, ci devo andare di mezzo sempre io. Senta, prima di raccontare la storia che lei ha preparato per stasera, perché ci avviamo al 1° maggio, quindi, anzi dalle nostre parti è femminile, è la prima di maggio, e quindi c'è la consueta caratteristica gita fuori porta. Per me l'ultimo è stato un incubo, signora. Esatto. Volevo solo sapere notizie suo cugino Alfio. Buono, tranquillo. Però l'anno scorso, alla 1 di maggio, come si dice dalle nostre parti, ha avuto un piccolo problema. Vogliamo cominciare a raccontarla? Mi fece pigliare spavento l'anno scorso. L'anno scorso avevamo ospiti per il 1° di maggio, perché poi noi siciliani siamo molto ospitali. Sì, certo. Noi siamo ospitali davvero. Chini su ospitale, no? Che c'è? Noi siamo ospitali. E allora l'anno scorso, prima telefonavo e poi vinne il marito praticamente della sorella della moglie di mio cugino Alfio. Pare una cosa complicata, però è facile. Cioè mio cugino Alfio è mio cugino diretto di sangue. Certo. Cioè io Letterio Scalisi, lui Alfio Scalisi, figlio di fratello e fratello. Esatto. Discendente diretto. Discendente diretto. Mio cugino Alfio si è maritato con sua moglie. Certo. Giusto? Capì, ma non era sua moglie. È chiaro. Io come la conoscevo. Ma poi si conoscono e si sposano, così funziona nel mondo. Appena si è sposata, io diventavo mia cugina. Certo. Si dice cugina acquistata. No. Acquistata. Sì. Acquistita. No. Acquisita, giusto. Scusi, dottore. Prego, signor Litterio. Lei sempre mi corregge. Ecco. Allora, questa moglie di mio cugino Alfio, cugina acquisita, ha una sorella che si è maritata con uno che sta a Torino, uno che lavora a Fiat. Ora non so se sono licenziato con questo taglio che ce n'è stato. Non lo so, ma questa è una tragedia seria. Una tragedia seria. Sì. E allora l'anno scorso, si pigliava una settimana di ferie, a cavallo al 1° maggio, dice vengo giù, e l'ho dovuto ospitare io a casa mia. Io sto insomma gente che io non so, si lamentano. Quelli del nord ce l'hanno un po' con quelli del sud, diciamo francamente. Con noi, questo è un po', non so, perché forse magari, vabbè, ma che ci fa, signora? Io sto appena scenduto a treno, in la stazione, passavamo al bar, ecco, lo sapevo, qua sono tutti al bar che mangiano le granite, granite brioche, a Torino si lavora dalla mattina alla sera, qua tutti a leggere il giornale al bar, e il mio sangue perché è un uomo del sud, insomma, non il mi sangue puoi bolle. provocare così. Poi è che andiamo da macchina, c'è bravo, c'è l'unica buona cosa che hai, è mia, l'unica cosa buona che hai è la macchina che è Fiat. Perché c'hai una 600 che chiama carta, vuole strada, signora Rosa, quando mi abbiamo un stradone, a freccia non l'hai, ora che si è sfasciato. Una volta. Ma io ne esce a mano, magari a Catania, Furrio, purtroppo mi manca la freccia, chi di sinistra. Chi di sinistra non funziona, chi di destra fa è molto attiva. Molto attiva. Come io ne esce a mano per girare, lei non ci crede, ma ce la faccio a cucchiare 15-20 euro. Certo, non lo so, che la gente pensa che lei stia chiedendo l'elemosina, va bene. Ci credo. Ci mettiamo fuori dalla stazione per chiamare, si chiama Viale Africa. Una volta c'erano un'altra ciminiere. Di fronte alle ciminiere, Viale Africa. Visto mentre cammina, ecco, lo sapevo. Qua a Catania non lavora nessuno, sono tutti buttati nella macchina, guarda i marciapiedi, i negozi, guarda i bar, tutti i piedi, qua non lavora nessuno, ma che minchia è sto? No, ecco, è proprio un modo che loro utilizzano per intercalare tra una frase e l'altra. Come lei ha detto poc'anzi la parola che ha detto, loro usano ne. E infatti va bene. Intercalare. Noi a Torino, a noi a Torino ci dai un pezzo di ferro, un pezzo di gomma e in 448 ti facciamo un'automobile. Sono convinti di questo. Dopo non ne potete chiudere. Ci disse a noi a Catania. Ne do un tesoro e in 448 ci facciamo un passeggero di sta macchina. Vabbè, giù. Perché il siciliano non resta mai indietro, Va bene.
Basta, arrivato Sì. a un certo punto, il 1° di maggio dell'anno scorso, che non mi ricordo che giorno era da settimana, Vabbè, mi portai a Sferro, Sì. a Chiane Catania. Piana di Catania. Vicino a Sucunella, là vicino, ci sono un grande... Sì. Sì, sì, Sì. No, sì. Sì. sì, vicino, dove ci sono gli americani. Non è sì affermativo, è Sigonella. Per favore, dica le cose per bene. Sigonella. Perché io che ho detto? Non lo so e non lo voglio ripetere, ho detto un'altra cosa. Sucunella, Va bene. arriviamo dopo, che è un posto dove io ci vado spesso. Naturalmente abbiamo arrivati, erano mio cugino Alfio, che ha motoape, con sua moglie vicino, Sì. i piccirilli biati tutti di dietro un do cassone, che i seggi attaccati in te sponde da lapa, perché i carrozze si assettano, ma io dico, disgraziato, attacchi i seggi, ma i carrozze non sono attaccati. Quindi sedie legate e ragazzi liberi. La prima curva, gli chiedete cabana passano cabana, chiedete cabana passano cabana. Ovviamente. Quando sono fortunati, Certo. quando sono sfortunati si incontrano a metà strada, i testate che si chiamano le carrozze. Lo so, non è bello, non è bello, non è sicuro. Io ero con la macchina Sì. e c'avevo in macchina mia moglie, parlando con rispetto, Sì. il torinese, Sì. sua moglie Sì. e i suoi 2 figli. Sì. E erano qualche 6 cristiani. Alfio con sua moglie, suo figlio Uranne, Filadelfo, piccerino, un nipote Cirino. Tutte quante arriviamo dopo. Naturalmente appena arriviamo abbiamo trovato un massaggio a livello calato. Sì, vabbè, il passaggio. Massaggio a livello calato che non si poteva entrare, ma io lo sapevo, ma ho portato la tronchissa da casa, Ma come? gruppo catenaccio, Ma c'è- e siamo a sbarra e siamo Cioè lei ha entrati. rotto il catenaccio di una proprietà privata, ha alzato la sbarra ed è entrato. Mo faccio qualche chimici vuota l'anno. Ma non si fanno queste cose, ma non è corretto. Signor Vabbè, La comunque. Rosa, ma che bella giornata Che che bella abbiamo giornata, passato. sì. Con due torinese che di campagne come quelle nostre non ne avevo visto mai. Questo è vero, perché Ma- i nostri paesaggi sono Signor La meravigliosi. Rosa, c'era un pezzo quando tutta questa latata di pubblico, Sì? tutta seminata a muninciani, pipe, pomodoro, gli scippavamo tutto. Ma come? Ma perché? Venissimo a giocare a pallone, spianavamo tutte cose. Cioè lei ha spianato un'intera Ci siamo coltivazione. divertiti, poi ne avevamo scordato un carbonetto per arrostare la carne. Sì. E qui c'è il problema, ne scianghiamo 4 pede d'alivo, ne pigliamo i vigni, aggiungiamo, signor Rosa. Poi ne perse magari un controllo per te a pigliare a fuoco una poco di alberi. Ma come? Però per fortuna non successe niente. Come non è successo niente? Avete bruciato gli alberi, distrutto le coltivazioni. Vabbè, Nella come- Rosa, va bene. siamo lasciamo- gente del sud. certo, poi del sud. ci facciamo riconoscere. Basta, arrivato a un certo sì. punto abbiamo arrostuto, Sì. abbiamo mangiato, Sì. mia moglie pigliava la teglia a capo a sto Sì. forno, mangiamo a sto forno, Sì. mangiamo la salsiccia, l'avevo fatto con sugo, con i patate, certo. ne mangiamo un po' di scacciata che portavo Certo. mia moglie, Certo. i pipi, chi che scippavamo, li facciamo arrostuti, ne facciamo insalata di pipi, chiaro. i muninciani li facciamo arrostuti Ovvio, magari. sì. Nel finire del pranzo a mia mi viene a pensata Di fare che? di farci uno scherzo a mio cugino Alfio. Siccome Iddu di solito mi dice sempre porta il liquore che alla fine ci beviamo un goccio di grappino. Diciamo che lo fanno in tanti. Io In non tanti, bevo, però no? molti bevono la grappa come finale di consumazione. Io sì. risoro che cosa? Da bottiglia da grappa ci metto l'acqua. Così ci metto l'acqua, Iddu sa vive, come sapevi fa per bacco. Cioè no, Iddu dici minchia. No! Era stato così carino, così elegante alla fine. Che cos'è? Lo Che so, lo cos'è? so, lo so. E lo ci so. facciamo 4 risate con Va. torinese. Uno scherzo così carino, allegro. Signor La Rosa, Che? senza pensare che mio cugino Alfio è fortissimamente allergico all'acqua. Scusi, come si può essere allergici all'acqua? L'acqua è inodore, incolore, non si può essere allergici all'acqua. Lui è allergico all'acqua. Uomo c'era Alfio tu? Dacci un bicchiere di acqua da capomattina oppure faccio fare un bagno. Alfio, acqua, Iddu e l'acqua sono così. Quindi è comunque allergico all'acqua. Allergico comunque all'acqua. Alfio, che non si Cioè, fa non un si fa il bagno a bagno? mare. Che non si fa un bagno a mare dell'ultima volta che ci fu a morire di pesci. Perché io pigliai un muttaio e cascavo un chipede a modo. A chiamare 500 pesci morti, così a panza all'aria. Ah, sono bastati i piedi di Alfio in acqua per far morire tutti i pesci. Alfio vabbè. non si fa come si viviva Sì, d'acqua. sì. Ebbe il tempo di dirmi, Madonna mia, assassini, e che mi dasse un tossico, che mi avete dato. Da faccia si fece prima bianco bianco bianco, Sì. poi giallo giallo Giallo, giallo, giallo. poi blu 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 blu, da panderra, Pam. morto, sembrava morto di 100 anni. Io in quel momento ci pensai e dissi, io sono l'assassino, sono io. Lei aveva fatto lo scherzo. Alfio,
prego, rivieni! Rivieni, Alfio. E allora subito ci sbottonai la camisa per cercare di bearci un po' di acqua in petto, ci sbottonai i causi, ci calai i mutande. Fermo! Per cercare un po' Ma di non rianimarlo. serviva. Niente. Non c'è. E allora a quel momento, benedetti telefonini. Piglio il telefonino, signor La Rosa. Ugiumo, affio un terra cadaverico. Con tennicchia di scumazza che ci nisceva da 118 che salutiamo. Come no? Il 118 pronto soccorso immediato, anzi salutiamoli davvero, adesso noi giochiamo e scherziamo, ma loro fanno dei servizi straordinari. 118, sì? 118, niente. Finalmente mi risponderono, disse pronto, sono Letterio Scalisi, chiedo do paesi momentaneamente a Chiane Catania, zona Sferro vicino Sucunella, mio cugino Affio deperito per terra, pare morto. Urge vostra presenza. E chiudo. Signor La Rosa, veramente, nel frattempo che arrivavano i che furono tempestivi, te manco 6 ore passarono. Che 118 ha chiamato, come nel suo paese. Perché non ci trovavano. Io nel frattempo ci dugno tombolata a Affio per cercare di farlo rivenire. Niente, non si riveniva per niente. Allora, signor La Rosa, in quel momento ero disperato. Non sapevo che cosa fare. Ci chiedeva sicchi di acqua, niente. Finalmente pigliandissimo l'ambulanza. Arriva l'ambulanza, Io mi ci mise davanti per farmi dire che non mi avevo messo da sotto. Forse si è messo troppo sotto. Scusa, vabbè. Basta, questo si ferma, l'ambulanza, e scende solo l'autista. Siccome prima maggio, chissà quante chiamate avevo avuto, non c'erano medici a disposizione, che scendivo solo l'autista, parlando con rispetto, signor La Rosa. Lei è Gulliver, di fronte a io lei è Gulliver. Gulliver, un gigante, Gulliver. Un coso tanto. Piccolo. È piccolino, che ci fa? Che per scendere dall'ambulanza per chittare un sabato dallo scalone che si indoppava un macaronato, sappiamo perché sappiamo a mare. Ma guarda, che sta tanto. E allora? Chiesto come scenivo, mi dissi, è lei quello che sta male? Come signore? Disgraziato, adesso che sta morendo, io sono la ditta, se sto parlando. No, dice, perché dice, vi avverto subito, mi piaceva perché parlavo chiaro, dice, io vi avverto subito, se c'è sangue, vedete che io mi impressiono. Ma come, il soccorritore si impressiona con il sangue? Ma come è possibile? Tutte lei le capita alle persone, tutte lei, le persone più strane. Le persone più strane? Come se c'è sangue? Come c'è sangue? Non ce n'è. Non ce n'è. Venga subito, perché quello che sta male è qua dietro, c'era un cespuglio, e qua dietro è mio cugino Affio. Arrivo da re, signor La Rosa, Talio ai Affi, che aveva diverse ore che l'avevamo perso di vista. Certo, era lì da qualche ora. Com'era? Chino de fumicoli! Quindi l'avevate abbandonato per terra, giustamente era stato aggredito dalle formiche. Pieno di formicole, di formiche. Ci faccio la riduzione perché sono stranieri. Vabbè, Antonella è palermitana. Antonella è palermitana. E devo dire, adesso lo scopriremo, Pilar frequenta molto la Sicilia, quindi insomma capiscono, qualche cosa la capiscono. Pieno di formicole. Signor La Rosa andò pietto, negli organi genitori. Certo, le formiche vanno dappertutto. Intro portuso donato. Dappertutto, formiche dappertutto. Sì. Che tu come viste? Mi dice, ma questo non è un essere umano, perché pareva scimioni, no, ci sei mio cugino, e ci comincia a ammazzare le formicole, come immazzi formicole. Ci andava palmata nella faccia e ce ne ammazzava 5 e ne spuntavano 50. Ci azzeccava i tantonaso, signor La Rosa, da poco ammazzava, ma da poco ci inficcava proprio a fuoco. Ma certo, alla fine faceva il gioco delle formiche. Altrettanto faceva un sì. Arrivato a un certo punto, vedete l'intelligenza, quando l'uomo non è animale. In quel momento ci pensai, siccome un uomo portato un giornale alla Sicilia, ne pigliai 2 pagine, immugliai lunghe, pigliai l'accendino, ci desi a fuoco. Ma no! Ma come? Ci passai un fuoco d'ingoggio, un ciavolo di carne arrostuta. Ma come? Ha bruciato suo cugino Alfio per liberarlo dalle formiche? Ma lei è un pazzo. I formicoli, tutti i pila ci ha bruciato io. Tutti i peli degli organi genitori. Certo. Un feto da bruciato. Ma certo. Quello dell'ambulanza. Come ho visto sta scena, mi disse, ma lei è un pazzo.
ma lei cosa sta facendo? Mi sto impressionando! Andiamo da voi! Cascanterra magari! Svenuto Alfio, svenuto il soccorritore, bella situazione. Per darci aiuto, pensare se ora che hai chiamare invece 218, o 236, moltiplicato per 2, è chiaro. Arrivato a quel punto, disse, ma chi sto? Chiamai a mia moglie, disse, Croci, fissa, stavolta fissa, sì. Vieni, io con gli amici, come si dice di sua moglie? Dici, amore, che vuoi che ci carro con un bolone? Ti ho detto che non mi devi chiamare, amore! Amore no! Non mi devi chiamare, amore. Amore no. Disse, che vuoi? Disse, presto, prendimi un poco di aceto. Perché io so che con l'aceto, messo sotto il naso, si riviene. Esatto. Cioè, se uno è venuto e vuole rivenire, si mette aceto e l'aceto ha queste capacità balsamiche, no? L'aceto subito. Sì. Beh, ci sarai aceto a chi sto niente. Ci ubbiai proprio intronato. Finalmente. Non rinveniva. No, non riveniva. Poi finalmente rapivo un occhio, metaliamo. Mi disse, Croce, porta altro aceto, presto! E mi disse, non ce n'è più, ci finivo. C'era solo sto tannicca. Disse, ora come facciamo che chi sto andando a ruspigliare, se andando a non ruspigliare? Riga, restava un poco di salmariglio. Ti posso buttare un poco di salmariglio. Per gli ospiti stranieri, salmoriglio. Salmoiraghi. Che è salmoiraghi? Che è gli occhiali? Come si chiama? Aceto, olio, origano, il salmoriglio. Sì. Esatto. Salamariglio per i siciliani, quelli più siciliani. Salamariglio, Perciò sì. io ti piglia e mi porta sto salmariglio. Sì. Io pigliai il ramoscello del Rinio, prima ci desse una sbattuta. Quando io bello colava, piglia ci stregai sotto a naso. Esatto. E su Promus. Esatto. Questo come ci avviai su salmariglio. Creatore, aveva una fessurina d'occhio, ne sciva la lingua, sul cavo tutto. Mi disse appuntateddo di sale e poi anche, quindi non solo è svenuto, non solo ha chiesto il salmoriglio, per giunta ha fatto anche la critica. E com'è finita questa storia, scusi? Si disse, Croci, porta magari un po' di olio che ci allunghiamo tannicchia, così se leva. Allungai con l'olio, ci tornai a stregare, e lui mi disse, ora è buono. Meno male. Ce l'avete magari una feduzza di carne. Ma che voleva fare, il pranzo? Avevano restato 2 fette di carne. Sì. Mia moglie li tagliavo in 2, ne fece 4 fette. Ancora c'era la carbonella accesa, bella calda. Ce la buttai, ce la spizzucuniava e se la mangiava. Signora Rosa, 300 grammi di carne, sempre con l'occhio chiuso. Era affamato. Come finiva mi disse, ce l'avete un po' di frutta? Anche! Ci sbucciai 2 pile, ci dese. Sì. Come ci dese, che sto rapivo l'occhio, mi disse, non mi facete vedere più ferito, dice, non svengo di nuovo. Dice, vi aspetto dall'ambulanza, io salgo, vi apro le porte di dietro, dice, invaccatelo le porte di dietro, che io mi metto un 2 sterzo. Allora, fermiamoci qui. Il soccorso lo seguiremo tra un po'. Il soccorso di suo cugino Alfio. Il signor Enrico Guarneri Litterio. Va bene così, va bene. Non ci dica tutto subito, venga.